la capitale del nuovo ordine mondiale. Si sta affermando sempre di più nel bene e nel male come diciamo la regina del mondialismo, a fronte magari di una certa Milano che attualmente con l'Expo è la capitale del mondo, ma c'è una differenza e lo vedremo meglio tra mondo e mondialismo. Prima però appunto due annunci importanti, il primo riguarda oggi ed è diciamo urgente proprio perché l'appuntamento è alle 15 di questo pomeriggio, sabato 9 maggio, per il tour della Milano celtica, romana e medievale. L'appuntamento è a Piazza Mercanti alle ore 15, potete venire tranquillamente e lì naturalmente partecipare a questo rendezvous, come dicono i francesi, che attraverserà i più interessanti angoli e monumenti della Milano di una volta. Quando si dice Milano di una volta, in certi casi si intende la Milano dell'Ottocento, ma questa era proprio una volta andata di tantissimi secoli fa. Ebbene, quella Milano non è morta completamente la Milano celtica, non è morta la Milano romana, non è morta tantomeno la Milano medievale. Quindi Piazza San Sepolcro, partendo ovviamente da Piazza dei Mercanti, Piazza San Sepolcro, San Giorgio Palazzo, la via della Strezza Bagnera, il Carrobbio, via del Torchio, la via Circo, via Lanzone, ancora Sant'Ambrogio, Terraggio, Sant'Agnese, fino ad arrivare a Cordusio. Ecco, angolo dopo angolo, potremmo dire marciapiede dopo marciapiede o antica via dopo antica via, riscopriremo questo pomeriggio la Milano di tantissimi secoli fa. Diciamo partner illustre e vate della meneghinità sarà Roberto Marelli, perché io parlerò degli aspetti più propriamente storico-artistici, anche e soprattutto in relazione al mio libro Geostoria della civiltà lombarda, dove appunto si spiega soprattutto il modo di gestire lo spazio da parte dei nostri antenati, ma lui, Roberto Marelli, fin dall'inizio, Piazza dei Mercanti, sarà in grado di dare quel tocco in più dal punto di vista della conoscenza perfetta che lui ha di certi segreti della meneghinità, che certamente verranno anche tradotti in ambito dialettale, ma soprattutto riguarderanno alcune vecchie conoscenze che solo personaggi come lui possono avere, avendo frequentato il centro di Milano da quando sono nati, in maniera assidua e continua, con la capacità poi di tradurre che ha Roberto in un linguaggio popolare ma di estrema importanza, perché quello che dirà sarà diciamo la quintessenza profonda e nascosta delle cose che ancora non si sanno. Quindi mi raccomando, l'appuntamento è per questo pomeriggio alle ore 15. Se potete arrivare un attimino prima è meglio, 14:45 per motivi organizzativi. Passeggiata per Milano, una passeggiata storico-letteraria per capire le scelte fatte dai Celti, dai Romani e ai medievali nel gestire la città, storie, aneddoti, misteri, segreti, via dopo via, angolo dopo angolo, chiesa dopo chiesa, monumento dopo monumento. Partire ovviamente dalla Milano celtica e dalla mitica scrofa semi-lanuta. Faremo ancora un richiamo a fine trasmissione. Poi c'è un altro appuntamento fra 15 giorni, del 23 maggio, per la visita della mostra su Visconti e Sforza in chiave artistica, quindi le radici della Lombardità artistica noi l'abbiamo chiamata, e la mostra che sta ottenendo un vasto successo assieme alla mostra di Leonardo, ma la nostra scelta è caduta su questa perché appunto più direttamente legata a questioni artistiche, per capire meglio come tra 300 e 400 nasce il concetto di Lombardità moderna attraverso la pittura, la scultura, l'architettura e quant'altro, più in generale la cultura. Ma gli due appuntamenti sono collegati perché oggi vedremo moltissimi elementi viscontei, anche se non visiteremo il castello, perché il castello è rimandato
all'Expo, all'appuntamento più direttamente collegato all'Expo di fine ottobre, a chiusura dell'Expo, andremo a vedere il castello e cercheremo poi di sviscerare ogni realtà relativa adesso. Oggi appunto sono altri protagonisti, ma sono protagonisti soprattutto quegli elementi che hanno fatto grande la Milano, con qualche tocco in più anche di natura politica quando arriveremo, ma non ve lo voglio svelare, a Via del Bollo e a San Sepolcro. Benissimo, ma i Visconti di Sforza ci aspettano il 23 maggio sempre alle ore 15, quindi lì si tratta di contattare 02 4009 0888 02 4009 0888 per iscriversi. Manca ancora qualche posto, ma già siamo numerosi per i Visconti e gli Sforza. Del resto anche oggi chi viene oggi può iscriversi per quell'appuntamento che sarà il 23 maggio, esattamente fra 15 giorni. In ogni caso le due cose sono collegate, e sul sito di Arte Nord, che ricordo ancora per tutti, www.artenordreview, si scrive revie v doppia finale, .org, ecco, lì troverete altri particolari e altre informazioni appunto su tutte queste iniziative primaverili di Arte Nord Cultura Padana. Vi dicevo di Astana. Allora, perché la trasmissione di oggi la voglio dedicare ad Astana? Magari apparentemente eludendo fatti culturali più recenti o più attuali, ma perché di questa Astana si sta parlando moltissimo, ne hanno parlato anche nel corso di questi ultimi 6, 7, 8 mesi Nexus, la pur sempre bella rivista diciamo antimondialista, e ne ha parlato anche Libero, seppur sotto forma indiretta, qualche tempo fa. Bene, adesso è la volta di Mistero. Mistero, come sapete, è la rivista legata al programma Fenomeno di Italia 1, che peraltro quest'anno latita per motivi organizzativi, ma ha il vantaggio di poter produrre del cartaceo interessante in edicola, che è un po' la nuova scelta strategica di Mediaset. Adesso fra qualche giorno uscirà anche Quarto Grado cartaceo dal 13 maggio, e naturalmente anche la RAI fa il suo con Voyager cartaceo, quindi insomma un supporto da edicola per far sì che anche quando non c'è la possibilità di mandare le trasmissioni, tutto questo venga seguito. Bene, nell'ultimo numero di Mistero, che è quello di maggio, in pratica a sole 2,99 euro, si parla tra l'altro anche di Milano, perché ovviamente Milano è sulla bocca di tutti in questo periodo per la questione di Expo. Se vedete moltissime riviste, penso anche ai Luoghi dell'Infinito, che supplemento di Avvenire parla di Milano, tantissime riviste ovviamente tengono il focus in questo mese, ma sarà così anche per il prossimo, su Milano. E quindi moltissimi articoli sono dedicati alla città, diciamo dedicati inopinatamente, perché era un po' di tempo che non si parlava più di Milano in maniera così diretta e sostanziosa. Ma un articolo a firma di Raffaele Serinelli è dedicato proprio ad Astana. Peraltro, appunto, ripeto, si parla da molto tempo in ambienti antimondialisti, anche noi nel nostro piccolo ne facciamo parte. Naturalmente le corde hanno sfumature diverse, perché la nostra è un'istanza federalistica nel momento in cui parliamo di antimondialismo, mentre altri lo fanno magari in nome di discorsi più religiosi o più legati, diciamo, ad alcune istanze di riflessione metafilosofica. Bene, Astana sarebbe la capitale del nuovo ordine mondiale. Dice appunto Serinelli, basta guardare nuove costruzioni sparse per il mondo per notare i cambiamenti, ma soprattutto le costruzioni che sono nate ad Astana. Ma dov'è Astana? Cos'è Astana? Astana è la nuova capitale del Kazakistan. Una volta era Alma-Ata. Il Kazakistan si trova in una posizione, se uno guarda proprio la carta geografica, incredibilmente centrale nel mondo, naturalmente in un mondo ridisegnato in forma nuova, naturalmente in un mondo che non sia visto soltanto in funzione o dell'Europa o dell'America,
ma anche di tutte le realtà che esistono, e considerando soprattutto l'Australia come continente a sé, comunque sostanzioso e vasto, non dal punto di vista territoriale, ma dal punto di vista del ruolo giocato. Il Kazakistan si trova esattamente a metà fra Russia, Cina, India e paesi arabi, ed è governato appunto da un'etnia prevalentemente kazaka, anche se appunto questo è uno degli aspetti che poi sono più stimolanti per riflettere proprio su questo nuovo ruolo del Kazakistan come bandiera del mondialismo, da tantissimi altri immigrati che stanno arrivando dai paesi circonvicini, anche perché l'attrazione della Kazakistan, da quando poi si è liberato dall'Unione Sovietica, ecco, nel senso diventando autonomo in maniera definitiva e incontrovertibile, è proprio quella, insomma, di una specie di veicolo della nuova economia mondiale. E appunto la cosa curiosa e più interessante è che Astana è sorta nel 97 come nuova capitale, praticamente in mezzo al deserto, quello che chiameremo deserto. Si tratta di una zona vastamente stepposa che si trova tra il Mar Caspio e la Mongolia. È una zona vastissima naturalmente, ma soprattutto colpisce che proprio il posizionamento è assolutamente anomalo rispetto alle altre città del mondo, che sono nate e cresciute in posizioni, insomma, indubbiamente più fertili, insomma, in mezzo a delle pianure fertili, come la stessa Milano ovviamente, ma poi anche, se pensiamo alle capitali, in posizioni che avessero molto verde attorno a sé, o il mare o delle montagne particolarmente ricche di acqua. Non così è stato ad Astana, cioè praticamente è un'astrazione, Astana è un'astrazione vivente, ma quello che questo è stato notato oramai da moltissimi, non solo antimondialisti, ma insomma anche persone che purtroppo portano avanti, diciamo, la filosofia, il modo di vivere, di essere del mondialismo a vari livelli, e che comunque sono costretti ad ammettere queste caratteristiche, cioè delle costruzioni assolutamente anomale come forma, come dimensione, che certamente non sono rapportabili soltanto genericamente alla nuova architettura. Sì, i famosi grattacieli, diciamo, con forme postmoderne, quali noi possiamo vedere oramai in qualsiasi stato del mondo, ma anche e soprattutto delle particolari costruzioni che richiamano, come sottolinea lo stesso Serinelli su Mistero, ma gli fanno eco Nexus e altre riviste, appunto, è quella per esempio del Palazzo della Pace e della Riconciliazione a forma di piramide. Quindi ci riconducono, dicevo, ad elementi tipici della tradizione prima templare e poi massonica. Il palazzo in particolare della Pace e della Riconciliazione, avendo una forma di piramide ed essendo sagomata su dei triangoli rovesciati, e attenzione, perché questo discorso del mondo alla rovescia poi ritorna in tanti altri elementi, è particolare proprio perché si è dedicato alla pace e alla riconciliazione, cioè un concetto che il mondialismo di oggi, scusate, quindi il mondo trainato da quelli che sono i poteri forti a vari livelli, finanziario, religioso, politico, eccetera, conduce come una bandiera, cioè il concetto appunto di mettere fine ad ogni forma di ostilità e riconciliare i popoli. Peccato viene subito da pensare che nel riconciliare i popoli se ne vuole costruire uno solo di popolo che parla tutta la stessa lingua, ha gli stessi tipi di comportamenti, ha un colore ambrato della pelle, mostra un colore ambrato della pelle e veste nella stessa maniera, così sradicando i popoli veri, ecco, in questa maniera sradicando i popoli veri. Quindi dietro queste bellissime parole, pensate, sono le parole più belle del vocabolario mondiale e anche italiano, la pace e la riconciliazione. Ecco, dietro queste due parole in realtà c'è un progetto terribile, di cui Astana è realmente la nuova capitale. Qui apriamo pure le linee 0266203529. Astana è realmente la nuova capitale di questo mondo,
Perché essendo nata ex abrupto, insomma senza nessun collegamento con antiche e altre tradizioni, sostituendo la vecchia capitale dello Stato, ma in posizione anche molto particolare, e proponendosi non più neanche come, non so, a me viene in mente Brasilia, che fu una città fondata nel Novecento, tra 8 e 900, proprio come capitale anomala del Brasile di allora. Ma attenzione, Brasilia ha ancora un orgoglio nazionalista, Astana non ce l'ha più. È una capitale di uno Stato che potrebbe essere qualsiasi Stato, in un posto che potrebbe essere qualsiasi posto. Qui vengono in mente le opere dell'antropologo Auger, no? Sul non luogo, il concetto di non luogo, dove evidentemente i centri commerciali, le strutture diciamo di dialogo con la popolazione, che si auspica poi divenga multietnica, è basata proprio sul concetto che non deve esistere più un'identità tradizionale specifica del luogo e quindi della nazione o del posto, ma un'identità ispirata ai principi di tipo effettivamente mondialista. E anche il palazzo Accorda, per esempio, luogo di lavoro ufficiale del presidente kazako, ricorda un pochino la Casa Bianca di Washington, e già lì c'è tutto un programma, ma anche qualcosa che va oltre, con una dimensione di verticalizzazione, di ago che punge il cielo, già insomma preconfezionati in alcune zone americane, ma qui in maniera più palese, che ricorda alcuni spunti del famoso mondo alla rovescia. Ecco, a proposito, non si astiene il nostro Serinelli, e fa bene dal suo punto di vista, anche se qualcuno avrà da discutere. Astana in realtà è un anagramma della parola Satana, cioè Astana ha la stessa parte conclusiva di Satana, Tana, ma le prime due lettere sono sa rovesciata, cioè as, diventa as. Con la logica del rovesciamento, dicevo, è tipica del mondialismo, che rovescia tutto, rovescia la sessualità, rovescia il concetto etnico, rovescia il discorso della differenziazione dei cibi. Da questo punto di vista l'Expo di Milano ancora un pochino si salva, anche se ci sono aspetti che lasciano un po' inquieti, ma ne riparleremo. Bene, appunto, as al posto di sa, quindi mondo rovesciato. Ricorderete il crocefisso rovesciato di tantissimi esponenti massonici, ma anche parapolitici politici tra 800 e 900, e tantissimo altro che sarebbe lungo, adesso qui non è la sede giusta sul piano simbologico, di andare ad affrontare. Ma poi naturalmente tutta una serie di elementi che hanno contagiato anche i paesi vicini, per esempio la Georgia. In Georgia c'è un monumento in granito chiamato Georgia White Stones, no? E dove su 8 delle superfici maggiori è inciso un messaggio costituito da 10 regole in 8 lingue moderne, una per ogni superficie. Le regole si rifanno esplicitamente al mondialismo. Ma poi tantissimi palazzi, che adesso di cui sarebbe lungo fare l'elenco, moltissimi palazzi della stessa Astana sono proprio ideati e concepiti secondo regole non soltanto architettoniche, ma che si ispirano chiaramente al nuovo paganesimo, a un nuovo paganesimo che supera deliberatamente il concetto di religione tradizionale. Quindi nel discorso che facevo prima della pace e la riconciliazione c'è anche e soprattutto il fatto del grande abbraccio fra le religioni, no? E non è un caso che questo venga portato alla massima potenza in Kazakistan, perché appunto lì in qualche modo convergono le varie regioni del mondo, la cristiana da ovest, la musulmana da sud e la buddista da est. Ecco perché appunto in un certo senso è il centro di questo nuovo mondo spirituale, appunto, che viene concepito in questa forma. Vorrei leggere tantissime altre cose anche dall'articolo, ma sicuramente io avevo citato prima Washington, la White House, che assomiglia al Palazzo del Governo. In realtà Washington, come ha dimostrato ampiamente Dan Brown anche nel libro Il simbolo perduto, è stata costruita su un modello direi di ordine topografico di tipo massonico, no? Ecco, quindi attenzione, qui c'è una massoneria più evoluta di quella
tardo settecentesca, primo ottocentesca di Washington. È una massoneria molto più evoluta che sta molto attenta ad alcuni dettagli e a volte si copre e si nasconde dietro le nuove architetture tipiche del postmoderno. Altre volte appunto è un pochino più diretta, ma la questione per esempio della piramide si rifà a tutta l'antica tradizione egizia di Ermete Trismegisto, che sta alla base di un certo tipo di templarismo e di un certo tipo di mondo massonico. E ancora al centro della piazza più importante di Astana c'è una colonna, il Baiterek, sovrastata da una palla dorata, ideale via ascensionale, scrive Serinelli, via ascensionale, fine ultimo da raggiungere. Anche questa struttura sembra essere l'ennesimo tributo alla divinità suprema, il Sole. Perché il Sole? C'è un grande sole anche nella piramide del Palazzo della Pace e Riconciliazione, ma c'è il Sole anche qui nel Baiterek, la colonna, perché il Sole in realtà rappresenta un certo tipo di simbologia astrale che il mondo massonico tiene come diciamo serbatoio di riserva ogni volta che c'è da sostituire la figura dei monoteismi, in particolare la figura cristica. È vero che molti ascoltatori lo hanno sentito anche direttamente dai rappresentanti di Terra Insubra quando sono intervenuti in questa radio da moltissimi anni, ma è vero che per esempio il Natale arriva a sostituire il Sol Invictus, però se io procedo a un discorso inverso e torno indietro dal Natale e dalla sua simbologia, e torno indietro verso la simbologia mitraica, è vero, e pagana del Sol Invictus, io faccio un'operazione che è un'operazione di sincretismo a sfondo massonico, dove recupero un concetto di ecumenismo basato proprio su questo elemento di tipo solare. Tra l'altro l'elemento solare è un elemento, per chi conosce comunque la simbologia astrale, a sfondo maschilista, che quindi va a coprire, va insomma in qualche modo a negare quel tipo di femminismo che sta alla base di moltissimo mondialismo. E d'altra parte, siccome la luna o la mezzaluna c'è già, ed è il boom dei paesi arabi musulmani, è evidente che l'incrocio che si vuol proporre è quello proprio fra quel sole e quella luna, che certamente a qualcuno potrà ricordare anche il sole e la luna di Dante, ma Dante, lo sappiamo, è esoterista e quindi sicuramente conosceva tutti questi aspetti e poi insomma in qualche modo li liberava da un'ipoteca di tipo templare, pur conoscendoli molto bene, ma qui naturalmente queste nozze perenni fra Sole e Luna, che avverrebbero evidentemente sulla base di una prevalenza della cultura islamica su tutto il resto, ma rifondato su un mondialismo pan e polispirituale, porterebbe agli esiti che tutti quanti possiamo effettivamente immaginare. Quindi la capitale del nuovo ordine mondiale, Astana, esiste e come? Astana, anagramma di Satana. Ebbene, è la capitale che si propone come nuova, come inedita, a partire dal 97, che guarda caso è proprio l'anno in cui è iniziato realmente con le grandi migrazioni di massa da est e da sud verso l'Europa, è iniziato l'epoca postmoderna del mondialismo. Questa è la realtà dei fatti. Se qualcuno non è d'accordo, lo fa e quindi ritiene Astana, diciamo, scevra da qualsiasi genere di questi discorsi, lo fa in malafede. Perché evidentemente questo tipo di cultura oramai si è imbevuta attraverso il mondo laico in tantissimi aspetti della situazione. Questo perché, mi rifaccio all'intuizione di Giorgio Galli, l'ultra ottuagenario docente di storia delle dottrine politiche ma studioso delle dottrine esoteriche: nessuna dottrina politica, sia minima che maxima, e qui ce ne troviamo una straordinariamente prepotente in tutto il mondo, cioè il mondialismo, nessuna di queste dottrine, e tantomeno il mondialismo, può essere scevra, può essere estranea a una riflessione di tipo esoterico, perché l'esoterismo è il sale della politica, è il sale reale della politica. Quindi da questo punto di vista l'allarme che va messo sulle nostre antenne, è vero, sulle nostre orecchie, ma sui nostri occhi anche e soprattutto, è quella della novità assoluta di questa capitale. Pronto? Dimmi?
Sì, siamo quasi in chiusura, Andrea, mancano circa 2 minuti, Sì? ma c'è un ascoltatore che ci ha raggiunto proprio in questo istante e Benissimo. voleva intervenire in merito. Bene. Pronto? Pronto? Sì, salve. Buona Padagna, Altrettanto. sono Aurelio da Torino, ma sentendo questo discorso è preoccupante perché questi qua sono dei pazzi, cioè stanno facendo un melting pot delle religioni anche di quelle antiche, cioè indegnamente vanno anche a toccare il paganesimo antico, perché lo sappiamo benissimo che ad esempio gli indoeuropei avevano delle divinità solari, gli indoeuropei erano i Celti, i Germanici, i nostri antenati, no? Certo. Questi qua stanno facendo un melting pot, una confusione terribile, questo è molto pericoloso, cioè sono esattamente come i romani. I romani hanno fatto il melting pot di tutte le religioni, compreso il culto di Mitra, perché in fondo prima del sole Invictus, Celti, Germani celebravano il solstizio d'inverno, questo e per loro era quello, diciamo, l'albero, tutta la simbologia dell'albero, tutto. Quindi questa è gente pericolosissima, perché che io sappia nel corso della loro storia la massoneria ha rubato ai druidi, ha rubato idee, persino quelle poveracce bruciate sui roghi delle streghe, no? Hanno addirittura la simbologia del pentalfa, hanno rubato ai templari, agli alchimisti, di tutto, ai costruttori delle cattedrali, e questi sono pericolosi perché quando si fa una mescolanza di tutto questo viene poi fuori, scusatemi la parola, un bel casino. Comunque buona Padagna. Certo. Grazie, ottima questo contributo di Aurelio. Io vi devo salutare, ma mi raccomando, questo pomeriggio alle 15 ci sarà anche Roberto Marelli, andremo a riscoprire la Milano dei nostri antichi antenati, angolo dopo angolo, tutti a Loggia dei Mercanti alle ore 14:45 ci ritroviamo lì, sotto la loggia vicino alla Scrofa Semilanuta. Un grande abbraccio padano a tutti, Venezia risorga, risorga Venezia, a risentirci.